Sanità Veneta non è tutto oro, dalle liste d'attesa alla carenza dei medici di famiglia. Ora si materializza un'ipotesi che allarma i sindaci dell'Ovest vicentino, la mancanza di medici nel pronto soccorso dell'ospedale Cazzavillan ad Arzignano. Da luglio infatti le ambulanze continueranno ad avere i medici a bordo di notte. Durante il giorno, invece, sarebbe garantita solo la presenza degli infermieri. In caso di necessità potrebbe intervenire l'automedica dall'Onigo. Abbiamo appreso di una grave criticità che interessa l'ospedale di Arzignano, in particolare il pronto soccorso dell'ospedale di Arzignano. Ci è stato comunicato che sarà tolto il medico dall'ambulanza, quindi non avremo più ambulanze medicalizzate, ma soltanto ambulanze appunto con infermieri. Dunque un servizio essenziale per il nostro territorio pare ci venga tolto. I sindaci dell'Ovest vicentino sono sul piede di guerra e compatti lanciano l'allarme. Hanno indirizzato una lettera al governatore veneto Luca Zaia chiedendo spiegazioni per la possibile carenza di un servizio di emergenza e sollecitando una soluzione. La domanda è: sono state calcolate le ricadute sui cittadini? Domanda legittima, per cui all'inizio della prossima settimana è previsto un incontro dei sindaci con l'assessore regionale alla sanità, chiamata a mettere sul tavolo le risposte. Come sindaci ci siamo subito allarmati, abbiamo chiesto un incontro col direttore generale della nostra ULSS e poi abbiamo chiesto anche un incontro urgente con l'assessore Lanzarin che vedremo proprio questo lunedì. Non vogliamo appunto che questo servizio essenziale che permette appunto la presenza del medico all'interno dell'ambulanza e dunque una sicurezza in più per la persona che ovviamente versasse in situazione di pericolo debba essere tolto dall'ambulanza. Ecco dunque che noi pretendiamo che in orario diurno vi siano le ambulanze medicalizzate così come è stato fino adesso e dunque abbiamo scritto all'assessore Lanzari, abbiamo scritto al presidente Zaia proprio perché questo servizio non debba essere tolto dal nostro ospedale e dalla nostra comunità.